La premessa di quelle che sono una risposta diretta alle tante illazioni sollevate da alcune fonti giornalistiche che il Veneto in qualche modo abbia manipolato i dati dell'epidemia per far apparire la situazione diversa da quella che era realmente. Paolo Rosi, responsabile del servizio urgenza ed emergenza del Veneto, in sostanza colui che coordina terapie intensive e servizi di emergenza, non ci sta alle velate accuse di giocare con la vita delle persone. Quello che sostanzialmente voglio dirvi è che non c'è nessuna mediazione su questi dati, a noi arrivano i dati così come sono generati da chi gestisce i pazienti, non c'è nessun intervento di nessuno che li corregge prima di darceli e nessuno mi ha mai chiesto di modificare i dati reali, quindi quello che noi vi diamo è sempre assolutamente trasparente ed è l'esatta fotografia minuto per minuto di quello che succede nei nostri ospedali. La tensione nelle rianimazioni si allenta, tanto che si sta riaprendo l'attività chirurgica programmata, ma ancora per Covid si finisce in terapia intensiva. Sempre meno gli over 80, in aprile solo 8 i ricoverati, segno che il vaccino funziona, mentre il 37% ora è rappresentato da persone tra i 60 e i 70 anni e il 15% tra 50 e 60. La situazione quindi è abbastanza tranquilla, pesante ma tranquilla, quindi non abbiamo criticità per trovare posti letto in terapia intensiva, sia Covid che non Covid, però io continuo a sottolineare che quando parliamo di letti occupati che calano, non è che non ci sono più ingressi in terapia intensiva. Adesso non abbiamo ancora i dati di questo weekend, però fino a venerdì scorso gli ingressi mediamente erano di 10 pazienti al giorno in Veneto. Speriamo che calino un po' perché i positivi sono calati, noi sappiamo che la coda dei positivi arriva fino a circa 15 giorni dal momento dell'infezione e quindi speriamo che questo numero di ingressi cali, però io non mi aspetto che vada a finire a zero.